Veneto Banca, il perito della Corte d'Appello conferma lo stato di insolvenza prima della messa in liquidazione dell'istituto di credito e l'anticamera per l'accusa di bancarotta. Anziana violentata in una casa di riposo di Padova, la denuncia della novantenne sotto shock dopo l'episodio, in attesa delle indagini sospeso un operatore sociosanitario della struttura. Insegnante di un istituto di Lonigo assente per malattia tutto l'anno, ma i certificati erano falsi, la Guardia di Finanza lo ha scoperto e denunciato per truffa e gli ha sequestrato una somma pari a 9 stipendi. Dopo l'attentato in Germania, a Venezia, un turista inglese è stato denunciato dai carabinieri, ha fatto volare senza permesso un drone sopra il ghetto ebraico durante lo Yom Kippur. Sgombero del Vescovi, è arrivato il nulla osta per il corteo del centro sociale Gramigna, il percorso individuato dalla questura e la manifestazione prevista per sabato pomeriggio a Padova. L'obiettivo? Eliminare l'inquinamento dei mezzi pubblici a Venezia a partire dal Canal Grande. ACTV presenta i primi dati e i futuri progetti della nuova flotta di vaporetti. È arrivato il momento delle giornate FAI d'autunno, tra le tante perle da scoprire in Veneto c'è anche l'antica terra di confine di Primolano. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano il crack di Veneto Banca, perché il perito della Corte d'Appello conferma lo stato di insolvenza dell'istituto di credito prima della messa in liquidazione. Ci aggiorna sulla vicenda Lucio Zanato al telefono. Buongiorno Lucio. Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, prime notizie da Treviso e provincia, e una di queste notizie è lo stato di insolvenza di Veneto Banca, che pare fosse di 900 milioni di passività il 25 giugno del 2017, il giorno in cui iniziò la liquidazione della banca di Montebelluna. Perché questa è una notizia importante? È una notizia importante perché è stata confermata dal perito di consulenza praticamente della Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato quanto detto dal Tribunale di Treviso. Nell'atto pratico significa che potrebbero finire nel banco degli imputati non solo Vincenzo Consoli e tutta l'amministrazione storica della banca di Montebelluna, ma anche quelli che sono venuti subito dopo, Cristiano Carlos, tanto per intenderci, il presidente Bolla, un altro nome dei tanti, insomma uno stato di insolvenza che doveva essere fermato prima e che prospetta la possibilità appunto di uno stato di bancarotta. Questo è almeno il risultato della perizia appunto della Corte d'Appello di Venezia, anche se tutta la discussione verrà confermata intorno al 22 ottobre, giorno clou per capire se i risparmiatori potranno avere ulteriori vantaggi per quanto riguarda eventuali rimborsi, oppure se la storia di Veneto Banca, il suo stato di insolvenza e questo triste declino continueranno ancora per molto. E per il momento a Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Sì, grazie a Lucio Zanato, torneremo a parlare della situazione Veneto Banca nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Proseguiamo ora con la cronaca, andiamo a Padova perché da Padova arriva una notizia davvero scioccante, quella di un'anziana che sarebbe stata violentata in una casa di riposo. Dopo l'episodio la novantenne ha subito un repentino tracollo psicologico, ma sentiamo i dettagli. Non ci sono modi abbastanza delicati e attenti per poter parlare della vicenda di una novantenne violentata da un operatore sociosanitario in una casa di riposo, la residenza Parco del Sole di via Boccaccio a Padova. La vicenda è emersa da un articolo del Gazzettino, molto circostanziato nella sua crudezza e che cercheremo di riassumere. Nell'agosto di quest'anno un operatore viene chiamato di sera per il cambio del pannolone. L'anziana ospite invece deve subire le violenze dell'uomo, un quarantenne, unico altro dato trapelato su di lui, l'origine straniera. La denuncia presentata in questura parla di come l'anziana si fosse poi rifugiata, in preda al dolore e allo sconvolgimento, nella stanza di un'altra ospite per essere ritrovata solo la mattina successiva dal personale della casa di riposo. Al momento, sempre per restare ai fatti riportati, il dipendente della struttura è sospeso in via cautelativa. Su di lui ci sono le indagini della squadra mobile e l'anziana signora, che prima dell'episodio era ancora autosufficiente,
ha invece subito da quel momento un grave e immediato tracollo psicofisico. Il triste corollario è quello della reazione doverosa dell'amministrazione della casa di riposo, con la direttrice che assicura di come tutto il resto del personale si sia attivato per fare chiarezza, collaborare e isolare il comportamento, e di come verrà fatto tutto il possibile per trarre qualche insegnamento da questa angosciante vicenda. Il punto che rimane aperto è invece quanto ci sia ancora da fare per una gestione delle problematiche delle strutture che si occupano degli anziani e che sono destinate, per motivi demografici, ad occuparsene sempre di più. Aveva ottenuto una supplenza annuale in un istituto superiore di Lonigo, in provincia di Vicenza, ma durante tutto lo scorso anno scolastico non lavorò mai nemmeno un giorno. Il professore mandava certificati medici, ma non era malato. La Guardia di Finanza lo ha scoperto e denunciato per truffa e sequestrato una somma pari a 9 stipendi. Sentiamo. Un 36enne di Reggio Calabria, insegnante a tempo determinato in una scuola superiore di Lonigo, è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni. L'uomo non si sarebbe mai presentato a Lonigo, nemmeno per un giorno, per tutto lo scorso anno scolastico, giustificando le continue assenze con una serie di certificati medici che attestavano una sua patologia grave, che richiedeva una specifica terapia salvavita, ma continuando a percepire lo stipendio. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il certificato madre, quello che diagnosticava la presunta grave malattia, solo apparentemente era stato rilasciato da un ospedale reggino, invece era falso. Il tutto all'insaputa del medico di base del professore. Il furbetto avrebbe truffato la scuola di Lonigo e quindi il Ministero dell'Istruzione, incassando indebitamente lo stipendio per 9 mesi. La Procura ha così emesso nei suoi confronti anche un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, nella forma per equivalente, cioè per un importo pari ai 9 stipendi guadagnati in modo forse disonesto. A Venezia, ora, dove un turista inglese è stato denunciato dai carabinieri per aver fatto volare senza autorizzazione un drone sopra il ghetto ebraico nel Yom Kippur, durante lo Yom Kippur. Un drone in volo sul campo del ghetto a Venezia durante le celebrazioni dello Yom Kippur, festa ebraica durante la quale mercoledì un neonazista voleva compiere in Germania una strage. A farlo decollare sulla testa di decine di persone che affollavano il ghetto in quel momento un turista inglese che ha fatto volare l'apparecchio senza alcuna autorizzazione dalla sua camera d'hotel. L'episodio verso le 19, tra i presenti c'è stata subito preoccupazione. La folla, appena uscita dalla celebrazione in sinagoga, ha notato il drone che poteva potenzialmente cadere sul pubblico. Drone che non è sfuggito neppure all'occhio dei carabinieri presenti nel campo con un presidio. Seguendo il drone, i militari sono riusciti a individuare la camera d'albergo e identificare lo straniero che è stato denunciato in stato di libertà, mentre la sua attrezzatura è stata sequestrata. A Padova ora è arrivato il nulla osta per il corteo del centro sociale Gramigna dopo lo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi, il percorso individuato ad hoc dalla questura per rispettare le esigenze dei commercianti e le richieste dei manifestanti. C'è il via libera della questura al corteo del Gramigna previsto per sabato pomeriggio a Padova per protestare contro lo sgombero dell'ex stabile Vescovi. Il percorso però è stato ridefinito per non creare possibili momenti di tensione in città. La partenza sarà da via Vicenza, si prosegue verso Corso Milano, deviazione lungo Riviera San Benedetto, via Patriarcato, piazza Capitaniato e arrivo in piazza dei Signori. Esclusa via Dante e le vie del centro dove ci sono i negozi dopo le proteste dei commercianti, ma allo stesso tempo accontentati i manifestanti che volevano la partenza dal Vescovi e l'arrivo in piazza dei Signori. Il corteo sarà blindato con un imponente dispiego di forze dell'ordine per consentire che tutto si svolga senza problemi. Maxi sequestro di rettili nel porto di Ancona da parte della Guardia di Finanza che insieme alle dogane ha realizzato un'operazione a tutela delle specie animali protette dalla Convenzione di Washington. Le Fiamme Gialle hanno individuato un automezzo sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia che trasportava illegalmente 138 pitoni di vari colori e dimensioni. La loro vendita avrebbe consentito un guadagno illecito di circa 35.000 euro. I pitoni erano destinati alla fiera Verona
Laguna Reptiles. I possessori dei rettili sono stati denunciati, rischiano un'ammenda da 20.000 a 200.000 euro oppure l'arresto da 6 mesi ad 1 anno. I pitoni sono stati affidati ad una struttura specializzata. Si chiama Comando nei quartieri, l'iniziativa del comune di Treviso partita dal quartiere di San Liberale. Sindaco e comandante dei vigili tra la gente per raccogliere istanze e segnalazioni. Il sindaco Mario Conte e il comandante della polizia locale Andrea Gallo tra i cittadini di San Liberale, prima delle uscite che si svolgeranno settimanalmente nei mercati dei vari quartieri di Treviso, dove il primo cittadino e i vigili saranno a disposizione per segnalazioni o suggerimenti. È una cosa bellissima da fare, almeno così abbiamo qualcuno in cui rivolgersi se abbiamo bisogno. Siamo qui a San Liberale, nella prossima settimana saremo a San Pelaio, a Santa Maria del Rovere e poi toccheremo tutti i quartieri. Vogliamo proprio portare il municipio nei quartieri, quindi un info point, un punto di raccolta di tutte le istanze, di tutte le paure, di tutte le idee, le proposte dei nostri cittadini per poi trasformarle in azione amministrativa. Questa è la continuazione dell'amministrazione Gentilini. Io voglio un sindaco piazzarotto che sia di giorno e di notte in mezzo al popolo, al mio popolo, su tutti i quartieri, per sentire le istanze. In mezz'ora di colloqui con i cittadini già una pagina intera di segnalazioni che poi gireremo a tutti gli uffici del comune, quindi non sono segnalazioni solo per la polizia locale ma di tutto il comune, quindi un'occasione per far parlare i cittadini e per raccogliere e registrare tutte le segnalazioni che loro ritengono importanti, che sono sicuramente importanti. Non è un problema da risolvere grande, però bisogna risolverlo. Quando sono piccoli facciamoli subito, altrimenti quando vengono grandi che vuol pischei e più tempo. Torniamo a parlare ora del referendum per la separazione di Mestre e Venezia. Il patto per l'autonomia annuncia un'intera giornata di informazione e dibattito sul referendum. L'appuntamento è per il 23 novembre in Piazza Ferretto. Manteniamo la posizione che storicamente i movimenti che sono confluiti nella nostra organizzazione hanno sempre avuto, cioè quello di essere a favore della separazione tra la città di terraferma e quella isolare, perché sono due realtà diverse che hanno esigenze diverse e operative, che hanno prospettive diverse e devono essere gestite in modo diverso, non è un problema grave. Sì alla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Patto per l'autonomia si schiera in vista del referendum del 1° dicembre. Le due città devono avere ognuna una propria amministrazione. Che sia possibile senza drammi lo si è visto in un precedente che proprio in questo periodo compie 20 anni. Abbiamo visto che Cavallino, con il fatto di essersi separato a Venezia, senza nulla togliere a Venezia, ha prosperato meglio di prima, ha più servizi, sta meglio. Lo stesso dicasi per Mestre e per Marghera, che sono la parte più importante e più popolosa della città, ma sono aggregati a uno dei più grandi poli turistici e storici del mondo e con delle esigenze che sono sempre difficili da contemperare. Non solo votare, ma anche essere informati sull'argomento del voto rappresenta un diritto. Per questo il Patto per l'autonomia sta organizzando per il 23 novembre un'intera giornata di democrazia diretta in Piazza Ferretto a Mestre. Siamo contrarissimi a una cosa, all'astensionismo, perché pensiamo che chi fa propaganda per l'astensionismo non merita il voto. Quando chiede il voto è meglio astenersi dal votarlo. Allora, il cittadino prima di votare ha necessità di informarsi. I gruppi che sono a favore o che sono contro la separazione abbiamo invitati tutti quanti a presentarsi, richiedere lo spazio, a presentarsi in Piazza Ferretto il 23 novembre per poter dare al cittadino un servizio. Vuoi sapere perché siamo favorevoli, vuoi sapere perché siamo contrari, stiamo tutti quanti lì al servizio del cittadino che così sarà informato prima di andare a votare. Restiamo a Venezia perché la CTV, l'azienda di trasporto pubblico veneziana, ci ha presentato in anteprima i primi risultati dall'inizio della sperimentazione contro l'inquinamento, dati positivi e nuovi progetti in programma appunto per combattere l'inquinamento della laguna. Vediamo. Venezia, città in prima linea a combattere l'inquinamento.
anche nel delicato trasporto pubblico locale, in particolare nelle linee di navigazione con motoscafi e vaporetti in laguna. ACTV, l'azienda di trasporto pubblico locale, anche per la navigazione, come spiega il direttore del settore Gianluca Cuzzolin, da anni è impegnata concretamente. A seguito di una rimotorizzazione di 50 barche che è partita intorno al 2015, abbiamo avuto che le tarature delle centraline equivalenti a circa il motore dell'automobilistico Euro 6 hanno portato a una consistente diminuzione delle emissioni sia di anidride carbonica che di tutte le altre sostanze emissive dei nostri motori. L'impegno non è affatto concluso e ci sono altri progetti in arrivo per rendere Venezia città sempre più green nel trasporto pubblico in laguna. Stiamo sviluppando invece un progetto di una nave con trazione ibrida, diesel elettrico. Il primo prototipo è in linea adesso, che si chiama E1, e lo stiamo sperimentando. Obiettivo finale è raggiungere l'impatto zero nell'inquinamento a partire dal Canal Grande. Se anche in questo caso l'applicazione del modello Waterbus ci confermerà la bontà dei nostri dati, procederemo alla rimotorizzazione di 35 vaporetti con trazione diesel elettrica e la potenzialità di poter andare in Canal Grande al 100% elettrico, azzerando completamente le emissioni in questo centro storico di Venezia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora di turismo a Vicenza, perché il capoluogo iberico cerca un rilancio turistico a livello internazionale. Ha presentato un protocollo, vediamo di cosa si tratta. Vicenza, città straordinariamente bella, bellissima, praticamente incantevole. Chi la conosce, chi la vive lo sa, ma la sfida è rilanciare il salotto rinascimentale del Palladio con la sua cornice prealpina nel panorama turistico internazionale. Che Vicenza è bella, questo lo si sa e lo si può anche riscontrare anche dai flussi che noi abbiamo. Noi puntiamo a far sì che ci sia un turismo leggermente più stanziale. Le idee ci sono, il progetto anche, e tutto nel protocollo d'intesa sul turismo proposto da Confcommercio e firmato oggi dal Comune di Vicenza. Pochi punti ma chiari. Verrà creato un sito web con informazioni su eventi, palazzi, musei, e poi saranno realizzati circuiti turistici con itinerari brevi per facilitare la visita della città. Ricordiamo la rotonda in periferia, Villa Ainani con il ciclo tepolesco è in periferia, ma quindi anche con questi collegamenti aumentare la possibilità di visitare meglio Vicenza senza fermarci soltanto per vedere i due gioielli che sono Piazza dei Signori e dall'altra parte il Teatro Olimpico e il nostro Museo Chiericati. A questo scopo verranno create nuove zone wifi gratis nei luoghi più turistici, ma verranno anche mappati e digitalizzati i principali monumenti della città per effettuare un tour virtuale su smartphone, tablet o computer. Ci saranno investimenti sempre maggiori su eventi attrattivi come la Notte Bianca, Cioccolandovi, V-Wine, la Festa della Musica o Vicenza in Festival, e ancora verrà attrezzata un'area sosta per camper servita da bus navetta. La volontà dell'amministrazione è quella assolutamente di dotarci finalmente di un'area camper attrezzata. Ci saranno delle regole da rispettare, ci sarà una vigilanza ferrea e quindi non ci sarà alcun problema di sorta sotto quel profilo. Il turismo va rilanciato e sostenuto anche con una guerra, quella che Comune e Confcommercio hanno dichiarato alle strutture abusive che fanno concorrenza sleale. Ovviamente però sarà necessario anche affrontare la crisi economica che ha spento tante vetrine in città, che andranno allestite con pannelli e teli pubblicitari, evitando così buchi neri. Per rilanciare il commercio sono previste agevolazioni sui tributi locali per i proprietari che affittano locali chiusi, ma c'è di più, un servizio per i clienti che fanno shopping. Al Park Fogazzaro verrà creata una postazione dove far recapitare gli acquisti effettuati nei negozi del centro storico. Sicuramente siamo una città che deve uscire dai confini regionali e nazionali, deve pensare in grande, abbiamo un patrimonio architettonico importantissimo, noi stiamo lavorando molto sulla figura del Palladio, del suo patrimonio, e sarà questo il punto chiave anche per i prossimi anni dal punto di vista culturale.
Sabato e domenica tornano le giornate FAI d'autunno. Tra le tante perle da scoprire in Veneto, l'antica terra di confine di Primolano. Per le giornate del FAI si è scelto di scoprire Primolano come terra di confine tra il mondo del nord trentino verso il mondo tedesco e naturalmente il Veneto, quindi verso il mondo italiano. Qui ancora nella prima guerra mondiale, fin quando scoppiò, c'erano 26 tra osterie e alberghi, insomma proprio ci si continuava a scambiare persone, idee, movimenti. Tutto iniziò con questa chiesa fondata da Carlo il Grosso, stiamo parlando del IX secolo. Almeno 6 sono le volte che si è messo mano dai tempi di Carlo il Grosso per rifare la chiesa di San Bartolomeo. Il 13 ottobre verrà aperta nell'ambito delle giornate del FAI di autunno uno scrigno, il bellissimo tabernacolo in pietra quattrocentesco, poi le opere lignee restaurate dopo l'alluvione del 66 e l'equilibrio e la serenità di un edificio con opere molto importanti e per nulla banali. E qui la cinquecentesca Pala dei Nasocchi con i suoi tanti significati, come era uso nel Cinquecento, i suoi tanti simboli, e poi sullo sfondo del paesaggio la tagliata di Primolano. Eccola la tagliata di Primolano nel quadro ed eccolo fuori, in borgo, così vero, così sorprendente, nei suoi tesori da scoprire passo a passo, svelati lentamente, compresa la rimessa delle locomotive che fa parte delle proposte FAI di domenica. Qui passa la via Regia, qui sono passati grandi imperatori, il nome ultimo più importante è Napoleone, e sempre si sono fermati in questo piccolo borgo storico. Io lo chiamo borgo più che paesino, altre cose, perché è proprio un borgo. Qui c'è una tranquillità, una gioia di appartenere a questo luogo, una storia che va dalla Serenissima ai giorni nostri, che rimane incantato. Perché venire a Primolano? Perché ve lo diciamo con il cuore, venite a scoprire ancora questo lembo di terra di confine. Il leone di pietra ricorda il legame indissolubile con la Serenissima e i portoni si dischiudono ancora sulla storia da riscoprire. Ed era questo l'ultimo servizio, vi lascio tra pochissimo ad ore 13 l'appuntamento con la salute, si parlerà oggi di infarto e di procedure salvavita. In studio Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana, e Paolo Cardaioli, direttore dell'unità interventistica cardiovascolare dell'ULSS 5 Polesana. Poi vi ricordo l'appuntamento con 20:10, come sempre dopo i nostri telegiornali della sera. Si parlerà di agricoltura oggi con Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato, e Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia. È tutto per questa prima edizione, grazie per essere stati con noi. Le previsioni del tempo con il meteo. A tutti un buon pomeriggio. Benvenuti al meteo. Torna l'alta pressione, inizia dunque una parentesi maggiormente stabile e anche il clima sarà più mite. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 ottobre. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 7 e 14 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna del bel tempo, anche qui con sole ovunque e il cielo sereno. Temperature minime tra 9 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con tanto sole su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 8 gradi, massime in aumento sui 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.